uccide l'anziana madre con un coltello da cucina, poi chiama i carabinieri che lo arrestano al termine di una violenta colluttazione. Il delitto a Parè di Conegliano, trovato morto anche il gatto. Ippolito Zande Giacomo era in cura al centro di salute mentale. Ignoti i motivi che hanno scatenato la sua furia contro l'87enne. Per i vicini di casa e litigi erano continui, una tragedia annunciata. Tragedia alle prime luci dell'alba sulla Gordina in comune di Sedico. 21enne di Codognè muore uscendo di strada con l'auto nel tentativo di evitare un cervo. Lavorava alla Luxottica. Da 2 giorni non si hanno più notizie di un escursionista di 27 anni di Scorzè scomparso sul massiccio del Lago Rai Trentino. Ore di angoscia per i familiari di Nicola Spagnolo. Misarca in fiamme con il suo carico di 8 auto questa mattina sul passante tra Preganziola e Martellago. Illeso l'autista, massiccio intervento dei vigili del fuoco, circolazione chiusa in direzione Milano. Piena fiducia nell'esecutivo l'ha espressa oggi il presidente Zaia. Autonomia, questione di coerenza, dice, dalla conferenza delle regioni l'agenda delle priorità recapitata al governo. Con lo spettacolo pirotecnico si concluderà questa sera la fiera franca di Cittadella. Oggi lo storico mercato del bestiame. Intanto i rincari fanno sentire il loro peso anche tra gli ambulanti. TG Veneto ben ritrovati, partiamo come di consueto ogni lunedì e martedì con il sondaggio che vi proponiamo questa sera a Ring ed è dedicato al nuovo governo. È nato il governo Meloni. Vi piace? Diteci la vostra attraverso una chiamata che, lo ricordiamo, essere gratuita. Se per voi è sì, vi piace il governo Meloni, dovete comporre lo 0422 16 26 691. Se non vi piace, lo 0422 16 26 690. L'esito del sondaggio questa sera nel corso della puntata di Ring. E apriamo ora con la cronaca. Uccide l'anziana madre con un coltello da cucina, poi chiama i carabinieri che lo arrestano dopo una colluttazione, omicidio. Questa mattina siamo a Parè di Conegliano, nella Marca trevigiana. Erano circa le 8 di stamattina quando si sono levate delle grida dalla palazzina di via Einaudi. Ma Ippolito Zande Giacomo, 57 anni, disoccupato, aveva già portato a termine il suo intento: uccidere l'anziana madre di 87 anni, Maria Luisa Bazzo, per tutti Gina, pensionata, con cui l'uomo viveva. Chiamati dallo stesso omicida, i carabinieri di Conegliano l'hanno trovata esanime in casa dopo aver bloccato il figlio seminudo al termine di una violenta colluttazione scaturita all'arrivo dei militari. Un litigio tra madre e figlio, come i vicini hanno confermato, accadesse spesso. Lei, molto o troppo accudente nei confronti dell'uomo, con seri problemi, e che da tempo era in cura al centro di salute mentale di Conegliano. Quando seguiva le terapie non aveva particolari problemi. Questa mattina però qualcosa di ancora sconosciuto ha improvvisamente scatenato la sua furia. È una notizia sconvolgente per una città come la nostra. D'altronde sono situazioni sempre borderline che sono seguite dagli uffici predisposti dell'ASL, non dai nostri servizi sociali, ma purtroppo non è facile intercettare le situazioni quando arrivano a questo limite qua. Sono raptus di follia, difficili, ripeto, da prevenire, anche perché da quello che mi dicono negli ultimi mesi non c'erano state avvisaglie particolari. Zande Giacomo è stato fermato e ora si trova piantonato in ospedale a Conegliano, tenuto sotto sedazione. I vicini parlano di un soggetto problematico e qualcuno si aspettava che prima o poi potesse accadere qualcosa di serio, ma nessuno avrebbe mai pensato a una simile reazione. Diciamo che sono patologie che non vengono seguite dai servizi sociali, ma da professionisti che in questo caso si occupano specificatamente di queste malattie, che, ripeto, fanno tantissimo sul nostro territorio e evitano tantissime situazioni di disagio, però i raptus come questi sono impossibili da riuscire a intercettare. Il movente dell'omicidio è al vaglio degli inquirenti. Ippolito si è accanito anche sul gatto, squartato e trovato morto nella cucina dell'abitazione, messa completamente a soqquadro. Sopra a un comodino in camera da letto è stata trovata anche la presunta arma del delitto, un coltello da cucina insanguinato con lama di 20 centimetri. Sul posto è giunto anche il pubblico ministero di turno della Procura di Treviso, dottor Michele Permunian, che nelle prossime ore sentirà l'omicida. Si parla di tragedia annunciata, la donna lo voleva tenere vicino a sé ma temeva per la sua vita, così i testimoni. Lei sapeva che prima o poi la ammazzava, perché è così, purtroppo. Una tragedia annunciata, quella dell'omicidio di Maria Luisa Bazzo. L'anziana 87enne viveva nella paura. Le discussioni con il figlio Ippolito Zande Giacomo erano sempre più frequenti. A testimoniarlo anche i vicini di casa, che spesso sentivano le urla dell'uomo uscire dall'appartamento al 3° piano del condominio Castello di via Einaudi. Il disagio psichico del figlio era noto. Maria Luisa però cercava di proteggerlo tenendolo a casa.
Ma lei, secondo me, noi gli abbiamo detto ancora, non era in grado di poter seguire queste cose qua, perché lì ci vogliono degli specialisti, delle persone competenti. Lui doveva prendere le medicine sempre. Se non prendeva le medicine lui dava di matto. E quando lui commetteva quei tiri là, lo ricoveravano e stava lì sedato, faceva la terapia dovuta con le dottoresse, i dottori, e poi quando era un po' che si riprendeva veniva a casa. Dunque la signora viveva un po' nella paura, nel terrore che il figlio le potesse fare del male? Sì. Con la morte del padre, avvenuta un mese fa, la situazione si era ulteriormente deteriorata. I litigi fra madre e figlio si erano intensificati. Maria Luisa Bazzo aveva gestito per anni l'albergo Belvedere a Auronzo di Cadore, paese d'origine di suo marito. Al figlio avevano aperto un bar per cercare di aiutarlo, impresa che non era andata a buon fine. Lui una volta aveva gestito anche il bar San Martino Corneliano, tantissimi anni fa. So che beveva. Sì, ma non era proprio cattivo dire il vero. Sì, una cosa così non se l'aspettava nessuno. No, nemmeno io, a me l'ho saputo adesso stamattina, nemmeno io pensavo una cosa del genere, veramente. Ora nel comune di Sedico, tragedia alle prime luci dell'alba, è uscito di strada con la sua auto per evitare un cervo, un 22enne della Marca Trevigiana è morto. Avrebbe compiuto 22 anni il prossimo 23 novembre Alessandro Tabacco di Codognè nel Trevigiano, un giovane carico di sogni dalle capacità eccelse riconosciute da Luxottica che da 8 mesi l'aveva assunto nella sua direzione amministrativa ad Agordo, ma in ufficio questa mattina non ci è arrivato. Alessandro è morto nello schianto della sua auto accaduto alle 5:30 all'altezza del villaggio Enel in località La Stanga lungo la 203 a Gordina. L'Opel Corsa sulla quale il giovane viaggiava verso il posto di lavoro si è schiantata contro la ringhiera di una casa. L'impatto violento l'ha fatta carambolare sul prato che costeggia la strada. Inutili i soccorsi chiamati da 2 automobilisti che precedevano l'utilitaria del 21enne. Ai sanitari del SUAM non è rimasto che constatare la morte sul colpo di Alessandro Tabacco. Ad originare la tragedia, secondo quanto hanno riferito i testimoni, la manovra tentata dal giovane che ha sterzato per evitare di investire un cervo sbucato d'improvviso in una zona che è tristemente nota per l'attraversamento di animali selvatici. I pompieri arrivati da Agordo hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la salma del 21enne che è stata ricomposta e trasferita all'obitorio del San Martino. I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polstrada di Belluno. Alessandro Tabacco era fresco di laurea in economia aziendale conseguita all'Università Ca' Foscari di Venezia dopo aver frequentato il liceo Marconi a Conegliano. Un curriculum brillante quello del 21enne che vantava solide esperienze maturate all'estero. Nella sua pagina di LinkedIn di sé scriveva: alla ricerca di persone uniche e rinnovate occasioni per elevarmi intellettualmente. Il faro della sua vita è un pensiero di Martin Luther King, racchiuso nella copertina del profilo. Se non posso fare grandi cose, posso fare piccole cose in un mondo fantastico. Quel mondo adorato stamattina gli ha chiuso le porte in faccia, consegnando la sua giovane vita a una sorte infausta. Nel Padovano è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale una ragazza di 11 anni investita ad Agna mentre era in sella alla sua bicicletta. È stata trasportata in elicottero all'ospedale di Padova la ragazza di appena 11 anni investita intorno alle 17 del pomeriggio di domenica ad Agna, all'incrocio tra via Reniere e via Carrare. La ragazza stava facendo un giro in bici poco lontano da casa quando, per cause da accertare da parte della Polizia Stradale di Padova, è stata investita da un'auto, una Seat Altea condotta da un uomo di 42 anni. È stato il conducente a prestare i primi soccorsi all'undicenne sbalzata sull'asfalto. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUAM 118 che hanno chiesto l'intervento dell'elicottero. La ragazza adesso è ricoverata in prognosi riservata all'ospedale di Padova. Sul passante, sempre in mattinata, Bisarca in fiamme con il suo carico all'altezza di Preganziola, autostrada chiusa, illeso, fortunatamente l'autista. Paura poco dopo le 5 di questa mattina lungo il passante di Mestre, tra gli svincoli di Preganziola e Martellago, ai confini tra le province di Treviso e Venezia. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la carreggiata in direzione Milano per l'incendio di un camion Bisarca carico di 8 autovetture che sono andate bruciate insieme al mezzo. Illeso l'autista che è sceso dall'abitacolo in tempo per evitare conseguenze. I pompieri sono arrivati sul posto con un massiccio dispiegamento dalle sedi di Mestre e Treviso. In campo 2 autopompe, 2 autobotti
botti e 14 operatori che sono riusciti ad avere la meglio sul rogo impiegando la schiuma. L'incendio ha però distrutto la bisarca e il suo carico. Malgrado si trattasse delle prime ore del mattino, il rogo ha creato disagi al traffico autostradale. Durante le operazioni di spegnimento, la circolazione in direzione ovest è rimasta bloccata. Al vaglio ora dei tecnici dei vigili del fuoco le cause che hanno originato l'incendio. Sul posto immediato anche l'intervento di polizia stradale e personale autostradale di CAV. La situazione è ritornata alla normalità intorno alle 8 con il completamento delle operazioni di spegnimento e raffreddamento dei mezzi incendiati. Da 2 giorni non si hanno notizie di un escursionista di 27 anni di Scorzè, scomparso sabato sera sul massiccio del Lago Rai. Siamo in Trentino, si tratta di Nicola Spagnolo, alto 1,74 m, circa 70 kg, barbetta, capelli lunghi. A dare l'allarme 2 escursionisti che hanno trovato lo zaino che il giovane ha lasciato nel bivacco Paolo e Nicola a 2100 metri di quota. Sopra lo zaino un biglietto scritto dal 27enne nel quale è indicata la meta della sua escursione, Cima Cece, che con i suoi 2754 metri di quota è la vetta più alta del Lago Rai. Fino ad ora le ricerche non hanno dato alcun esito. Ieri i soccorritori con i cani molecolari hanno perlustrato la zona coadiuvati dagli elicotteri, il cui intervento è stato condizionato però dalla nebbia molto bassa. Stamattina le ricerche di Nicola Spagnolo sono riprese all'alba, sono proseguite per tutta la giornata. L'auto del giovane è stata trovata parcheggiata a rifugio della Favaie, dove si trovano i familiari assistiti dal team di psicologi dei popoli. Chiunque avesse notizie è pregato di contattare i carabinieri di Cavalese. Fine settimana di violenza a Venezia, in terraferma, a Mestre, un accoltellamento domenica e un'aggressione sabato sera. Sentiamo i dettagli. Sangue durante il festival al Parco Albanese di Mestre. Domenica sera verso le 23, davanti a centinaia di persone, un uomo avrebbe colpito un altro alla gola con un oggetto tagliente. Non è chiaro se un coltello o cocci di vetro. Qualcuno ha cercato di tamponare la perdita di sangue mentre venivano allertati soccorsi e forze dell'ordine. La polizia è arrivata poco dopo sul posto e il presunto aggressore è stato fermato nelle vicinanze dai militari della Guardia di Finanza e messo in stato di fermo. Potrebbe dover rispondere di lesioni aggravate, ma non è escluso che possa essere accusato anche di tentato omicidio. Il ferito invece è stato soccorso dall'ambulanza e portato all'ospedale, ma non risulta essere in pericolo di vita. Sconosciuti al momento i motivi del gesto, i 2 protagonisti della vicenda sono entrambi stranieri. L'organizzazione ha fermato l'evento. Difficilmente, hanno scritto, questo parco farà ancora parte del nostro tour in futuro. Solo la sera prima, questa volta a Venezia, in campo San Geremia, un ragazzo sarebbe invece stato picchiato per aver tentato di difendere la fidanzata molestata e presa di mira da un gruppo di persone. Tutti giovani, secondo le prime testimonianze, in preda all'alcol. Calci e pugni sul corpo e alla testa del ragazzo finché è finito a terra quasi privo di sensi. Il padre avrebbe inseguito il gruppo alla stazione dove si erano diretti dopo l'aggressione, dando l'allarme alla Polfer. Siamo alla politica. La Conferenza delle Regioni ha inviato un documento al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, un'agenda con le priorità da affrontare insieme al Governo. Queste le dichiarazioni di Federica. Intanto sentiamo invece quelle del Presidente Luca Zaia oggi a Vicenza, che è tornato sul tema dell'autonomia. L'autonomia è una partita importante, è una partita che i partiti che sostengono questo governo hanno sostenuto in occasione del referendum, per cui direi che per un fatto di coerenza e linearità l'autonomia deve essere approvata da questo governo. Ne fa una questione di coerenza il Presidente del Veneto Luca Zaia oggi a Vicenza per la presentazione di Vicenza Città Universitaria. Ha detto Zaia che l'autonomia è stata sostenuta dai partiti che oggi sono al governo, se non unitamente in campagna elettorale, aggiungiamo noi, almeno in occasione del referendum promosso ormai 5 anni fa. Questo è un governo che ha grandi responsabilità, grande consenso e crea anche grandi aspettative. Aspettative che per Zaia si traducono anche in opere finite. I progetti aperti sono tanti e alla guida del Dicastero delle Infrastrutture ne è certo con Matteo Salvini queste aspettative non saranno disattese. Abbiamo un bel portafoglio di opere da proporre, da ultimare. Penso alla Pedemontana che sarà ultimata, anzi annuncio che a dicembre collegheremo la 27 e poi per marzo 2023 si arriverà a Montecchio.
Dall'altro devo anche dire che abbiamo molti fronti aperti, a iniziare dalla partita della Laguna del Mose, la portualità, il tema del trasporto pubblico locale. Il primo provvedimento per il Presidente rimane però quello a favore delle famiglie che la crisi tra disoccupazione e rincari sta mettendo ancora a dura prova. Nella Marca Trevigiana, con la proposta del liceo artistico di un pool di avvocati per l'istituzione di un regolamento per le carriere alias degli studenti, ovvero per quelli ragazzi e ragazze in fase di transizione dal proprio sesso. Su questo oggi è intervenuta la dirigente dell'ufficio scolastico regionale, la dottoressa Carmela Palumbo, e l'assessore veneto Elena Donazzan. Di sicuro le scuole non possono modificare gli atti ufficiali. Questo è un paletto, un punto fermo, quindi tutto ciò che è documentazione, certificazione formale sulla carriera dello studente non può essere modificato, se non con la modifica effettiva del sesso della persona. Ovvero il registro non si tocca. Interviene la dirigente dell'ufficio scolastico regionale del Veneto Carmela Palumbo sulla proposta lanciata dal liceo artistico di Treviso insieme ad un pool di avvocati di istituire un regolamento per le carriere alias che aiuti i ragazzi e ragazze che stanno vivendo un momento di transizione. Un passaggio che ad oggi non è contemplato dal sistema scuola italiano. Nel nostro ordinamento ciò che è disciplinato è il cambio di sesso e tutto ciò che consegua il cambio di sesso, quindi in termini di modifiche anagrafiche e quant'altro. Il periodo cosiddetto fluido, diciamo, della fluidità, non ha una disciplina. Di errore ideologico parla l'assessore all'istruzione Elena Donazzan, per la quale la carriera alias rappresenta una forzatura che non aiuta i ragazzi a risolvere e chiarire questo momento di dubbio e transizione. Questa posizione molto ideologica porta solo allo scontro senza senso anche di tipo istituzionale. La scuola, oltre appunto a accompagnare nella crescita, deve accompagnare nel rispetto delle regole. L'esponente di Fratelli d'Italia applaude invece alla citazione al merito nella nuova dicitura del Ministero dell'Istruzione, un segno di un governo, aggiunge Donazzan, finalmente politico. Questo governo, che ha una forte connotazione culturale, ha ribadito con chiarezza che non ci può essere istruzione senza meritocrazia. La Cittadella con lo spettacolo pirotecnico si concluderà questa sera la Fiera Franca di Cittadella. Dopo lo stop legato al Covid ed edizioni caratterizzate da restrizioni, è tornata la Fiera Franca a Cittadella, una fiera storica che richiama nella città murata più di 100.000 persone. 428esima edizione, quindi si parla di una delle fiere più antiche del Veneto e d'Italia. Siamo dopo il 2019, quindi dopo il Covid, siamo finalmente ritornati alla normalità, quindi una fiera come i cittadellesi e la gente che abita, diciamo, nell'Alta Padovana è abituata a vedere. Alle mie spalle li vedete in esposizione alcuni vitellini alla Fiera Franca di Cittadella, un'attrazione per grandi e piccoli. Cittadella si entra nel circuito pieno delle fiere che partono da quella di Bassano e si finisce a Santa Lucia di Piave, quando le malghe scaricavano portavano giù gli animali in pianura. Riti antichi tornano in piazza come la marcatura del bestiame venduto. Cosa sta facendo? Segnando il bestiame. È proprio il metodo classico? È il classico di una volta. Come funziona? Come funziona? Si vende e poi si segna il bestiame che è venduto. E questo è gesso? E questo è un gesso particolare, solo per, insomma, è un colore praticamente, ecco. Un mercato e una festa all'interno e all'esterno delle mura di Cittadella, organizzato dal comune. Una fiera che è stata controllata, è stata, diciamo, gestita affinché possa essere vissuta nella maniera più tranquilla possibile. Quindi niente di particolare, qualche sanzione sicuramente a chi ha sporcato in giro, magari facendo i propri bisogni in centro storico, però ci stanno perché è il compito della polizia locale. Noi siamo stati da subito chiari, la fiera è un momento di divertimento, ma ci si deve comportare in maniera corretta. La fiera si concluderà questa sera con i fuochi d'artificio, un momento che attira più di 10.000 persone da tutta la provincia. La fiera lascia sempre tanto, nel senso che la fiera, chi l'ha vissuta, chi è cittadellese da sempre, parte e lascia, rinnova i ricordi. Ed ora linea alla regia pubblicità. È tutto per questa edizione, dopo di noi TG Venezia. Grazie per essere stati in nostra compagnia, arrivederci.
Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Benvenuti al meteo. L'autunno resta in stand-by, messo in pausa da un poderoso anticiclone che ormai da giorni porta a tempo stabile e un caldo anomalo. Il dettaglio di martedì 25 ottobre. Sul Veneto condizioni in prevalenza buone, con cielo al massimo poco nuvoloso, a tratti localmente coperto per nubi irregolari. Graduale aumento delle nebbie in pianura e anche in qualche fondovalle nelle ore più fredde della giornata. Temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 8 e 16 gradi, massime invece comprese tra i 20 e i 24 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove vedete avremo una maggiore variabilità. Fino al primo mattino cielo nuvoloso con piogge a carattere sparso. Nelle ore centrali generale miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime sui 13-16 gradi, massime intorno ai 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Le nubi tenderanno a dissolversi nel corso della mattinata a partire da nord, lasciando spazio al sole. Temperature minime intorno ai 10-11 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione. Arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.